Aggredito e accoltellato alla gola da un gruppo di giovani, 18enne trevigiano ricoverato in prognosi riservata. Il Cafoncello è accaduto nella notte nel giardino sotto le storiche mura della città. Indaga la polizia. È morto all'ospedale dopo 2 giorni d'agonia, non ce l'ha fatta l'operaio 36enne di Monastier, finito con lo scooter contro un furgone, rientrava a casa per la pausa pranzo. Continua minaccia l'ex moglie, non è bastato ad un operaio l'arresto a metà luglio, ha continuato con il suo comportamento persecutorio, ora è finito in carcere. Continua la polemica sul decreto dignità dopo le critiche di industriali ed artigiani, allarme alla Stiga di Castelfranco, costretti a non confermare 160 dipendenti. Pronto soccorso, area medica diagnostica, Conegliano ha presentato il rinnovamento dell'ospedale cittadino, lavori al via nel 2019, l'investimento è di 50 milioni di euro. Giancarlo Gentilini compie 89 anni, il Brindisi, mi sento un leone, dice lo sceriffo, e l'amore dei miei cittadini è la mia carica vitale. È durata poco la tregua al caldo torrido di questi giorni e per il fine settimana ci attendono ancora temperature molto elevate ed afa, qualche temporale solo in montagna. Buonasera dall'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano l'accoltellamento di un 18enne lungo le mura a Treviso e caccia ai responsabili, forse una banda di giovani, ma il movente della violentissima aggressione non è ancora chiaro. Sentiamo. Dopo la serata di lavoro agli stand di Suoni di Marca stavano rientrando a casa quando nel parco Mazzotti, ai piedi delle mura, hanno trovato un ragazzo riverso a terra con un coltello conficcato nel collo. Vivo, cosciente, tanto da estrarre da solo dalla gola la lama da 12 centimetri prima dell'arrivo sul posto dell'ambulanza, del SUAM 118 e della polizia. Il giovane, un 18enne nato a Castelfranco Veneto, non era in grado di parlare, ricoverato nella notte in pericolo di vita, è stato sottoposto al Cafoncello a un delicato intervento chirurgico e le sue condizioni si sono poi stabilizzate. Gli investigatori della squadra mobile stanno cercando di risalire ai responsabili del ferimento, di fatto un tentato omicidio. È probabile che ad aggredire il ragazzo sia stato un gruppetto di persone, l'arma un coltello da cucina. Se lo scopo fosse una rapina non è facile dirlo, il portafoglio ce l'aveva ancora con sé, ma soldi all'interno non ce n'erano. La sua testimonianza sarà fondamentale, gli inquirenti lo sentiranno appena i medici daranno il via libera. È stato un episodio isolato, anche perché ci tengo a sottolineare che in tutte queste serate del Festival Suoni di Marca non c'è stato nessun episodio di disordine o di violenza. Adesso la questura, le forze dell'ordine stanno facendo le indagini e spero che quanto prima chiudano il cerchio e i responsabili vengano puniti. Non credo che sia da considerare un fenomeno radicato in quel luogo, ma è stato un episodio veramente singolo che purtroppo ha caratterizzato in negativo quella serata. Un episodio che segue di poche ore la rissa tra stranieri avvenuta sempre lungo le mura mercoledì sera, quando alcuni giovani gambiani che ascoltavano la musica sono stati presi di mira da 3 sconosciuti, anche loro stranieri, tanto che uno è finito nel canale. Episodi per il sindaco, ma le opposizioni attaccano. Vorrei sapere che genere e qualità di controlli ha predisposto per Suoni di Marca l'amministrazione, si chiede l'ex vice sindaco Roberto Grigoletto. Era stata annunciata grande protezione, mi pare che alle parole comincino a seguire i non fatti. Per Conte invece le forze dell'ordine stanno dando il massimo. Ci tengo a ringraziarle, da partire dalla polizia locale e poi questura, carabinieri, guardia di finanza, perché stanno facendo veramente un grande lavoro per garantire la sicurezza dei nostri cittadini e il nostro territorio. Martedì era rimasto coinvolto in un incidente in via Lombardia a Monastiera all'altezza di un distributore. Mentre rientrava a casa per la pausa pranzo in sella al suo scooter, un furgoncino davanti a lui ha svoltato a sinistra. Inevitabile l'impatto. Francesco Zambenedetti, operaio di 36 anni di Monastiera, si è spento questa mattina all'ospedale di Treviso. Troppo gravi i danni riportati a livello neurologico. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del conducente del furgone, un 46enne. Zambenedetti lascia la moglie di 35 anni ed una figlia che proprio oggi compie 5 anni. Torniamo a parlare del nubifragio che ieri sera si è abbattuto sul Trevigiano ed ha scoperchiato il tetto dell'ex comune di Breda di Piave. Vediamo. Gli operai sono ancora al lavoro a Breda di Piave per rimuovere le coperture del tetto sgusciato via dalla forza del vento. Il maltempo è tornato a mettere in ginocchio la Marca.
Un nubifragio violentissimo si è abbattuto ieri pomeriggio poco dopo le 17, causando danni e tanta paura. Il vento in pochi minuti ha divelto pali del telefono, alberi e segnaletica stradale. Il danno più grave è avvenuto nell'edificio che ospita la sala consigliare del comune. L'aria si è infilata sotto la guaina protettiva del tetto e ha sollevato coperture e grondaie, facendole volare via. La nostra sala consigliare è di Villa Olivi e si è completamente scoperchiato, è una copertura con isolamento e delle guaine, ha fatto effetto vela, ha portato via 130 metri quadri di copertura, proprio completamente pulita la copertura, siamo sul legno. La copertura è finita nel cortile antistante e sul retro, fortunatamente senza colpire nessun passante. Fortunatamente non ci sono stati feriti, perché ha interessato anche un tratto di strada che passa dietro il fabbricato. Se fosse stato il venerdì pomeriggio magari la biblioteca era aperta e quindi è un po' più lontana, ma non si sa mai dove può volare il tetto. L'area è stata messa in sicurezza dagli operai del comune, sul posto anche il sindaco per accertare l'entità del danno. L'edificio è assicurato? L'edificio è assicurato, sì. Abbiamo fatto denuncia questa mattina e quindi adesso procediamo anche per capire un attimo l'entità dei danni e l'assicurazione come interverrà. Ancora cronaca, i poliziotti li hanno bloccati in un autogrill a Treviso mentre stavano prendendo un caffè. Sono stati così arrestati un 58enne di Catania ed un 56enne di Bassano del Grappa, accusati in concorso di trasporto di 1000 kg di hashish. Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile di Palermo e di Treviso. Lo scorso 29 giugno gli agenti di polizia hanno notato i due camionisti che stavano scaricando 25 sacchi di juta contenenti hashish nei pressi di Partinico, in Sicilia. La droga è stata caricata su un furgone. Da quel momento è iniziata l'attività di indagine che per cercare di risalire ai fornitori. Nel frattempo i termini per l'arresto in flagranza erano trascorsi. Ora con il provvedimento del GIP è stato possibile bloccare i due autotrasportatori fermati appunto mentre bevevano un caffè all'autogrill a Treviso. Continua minaccia all'ex moglie, non è bastato ad un operaio l'arresto a metà luglio, ha continuato con il suo comportamento persecutorio ed ora è finito in carcere. Malgrado il divieto del giudice di avvicinarsi all'abitazione e al luogo di lavoro dell'ex moglie, ha continuato a farsi vivo minacciando lei, il nuovo compagno della donna e l'ex suocera, tanto che il tribunale ne ha deciso l'arresto e l'accompagnamento in carcere. In cella è finito un operaio romeno di 43 anni con alle spalle precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione. L'ex moglie, una connazionale che vive a Trevignano, era perseguitata ormai da tempo dall'uomo, minacce, atti persecutori, tanto che a metà luglio l'operaio era stato arrestato dai carabinieri di Montebelluna. Il giudice gli aveva ordinato di non avvicinarsi più alla sua ex e ai luoghi che frequenta. Continue violazioni, incursioni a casa, telefonate hanno spinto il pubblico ministero Massimo Zampiccinini a chiedere un'ulteriore misura cautelare in carcere. Politica ed economia, continua la polemica sul decreto dignità dopo le critiche di industriali ed artigiani, allarme alla Stiga di Castelfranco, costretti a non confermare 160 dipendenti. Il decreto dignità prima di tutto penalizzerà purtroppo alcuni dei nostri lavoratori, 150-160 operai che noi abbiamo la necessità di assumere con contratti a termine ogni anno durante il nostro picco stagionale, che a partire dalla prossima stagione, cioè a partire da ottobre-novembre, non potranno più trovare un posto di lavoro presso Stiga. Il direttore risorse umane della Stiga, la nota società che produce rasa erba e attrezzi per giardinaggio, non usa giri di parole per ribadire il malumore e la preoccupazione che attanaglia da tempo l'imprenditoria del nord-est per colpa del decreto dignità. La Stiga ad oggi riesce ad essere competitiva grazie a 150 lavoratori a termine e a 550 lavoratori a tempo indeterminato, tutti indispensabili per mantenere alta la competitività dell'impresa. Al momento, secondo quella che è la dicitura del decreto dignità, noi saremmo banalmente costretti a cambiare ogni anno questa manodopera che abbiamo la necessità di utilizzare nel picco, ogni anno qualcuno di nuovo, ogni anno 150-160 lavoratori nuovi, facendo perdere a quelli che ciclicamente tornano da noi un'opportunità lavorativa. Secondo,
Quanto può andare avanti un modello di questo genere? Per quanti anni io posso trovare ogni anno in picco stagionale 150-160 lavoratori completamente nuovi da utilizzare? Secondo l'azienda, con il decreto dignità anche i lavoratori a tempo indeterminato rischiano seriamente il posto. Non solo i 150 lavoratori a termine, ma tutti gli addetti, compresi quelli a tempo indeterminato, 400 persone circa in produzione, più altri 250 amministrativi. Per la Stiga gli effetti della stretta sui rinnovi dei contratti a tempo determinato imposta dal decreto dignità potrebbe indurre l'azienda a spostare le sedi all'estero, tanto da convincere la multinazionale a trasferire l'attività altrove, magari negli altri stabilimenti in Cina o in Slovacchia. Noi abbiamo già stabilimenti produttivi in Slovacchia ed in Cina. Purtroppo, lo ripeto, il rischio maggiore lo corrono i bravissimi lavoratori che abbiamo qui, non soltanto nell'immediato, come abbiamo detto, i 150-160 lavoratori a termine, ma nel medio termine a correre il rischio sono purtroppo le altre 400 maestranze di grande valore che noi vogliamo tutelare, che oggi fanno produzione qui a Castelfranco Veneto e producono i migliori trattorini per il taglio dell'erba in Europa. La sanità ora, perché a Conegliano è stato presentato il nuovo imponente intervento di rinnovamento dell'ospedale cittadino, lavori al via nel 2019. Al via la gara per l'assegnazione dei lavori di costruzione del nuovo complesso dell'ospedale di Conegliano che ospiterà pronto soccorso, area medica e materno-infantile. Un investimento da 50 milioni di euro. Di fatto, con la realizzazione del polo chirurgico terminato nel 2011, la città avrà una struttura completamente nuova. L'ospedale del futuro, secondo il presidente del Veneto Luca Zaia, che si inserisce nella rinnovata rete sanitaria regionale. È strategico, un nuovo ospedale, sono quasi 3 ettari di corsie di ospedale, 28.000 metri quadrati, 319 posti letto, 50 milioni di investimento e quindi facciamo cambiare pelle anche questo ospedale assieme a Vittorio Veneto che è oggetto di altri investimenti e delle messe a norme sismiche e Treviso che avrà realizzato entro il 2020 il nuovo ospedale di Treviso che è un ospedale ad altissima tecnologia super specializzato. Alta specializzazione, tecnologia all'avanguardia per strutture che mirano a curare bene e a ospedalizzare il malato il minimo indispensabile. Se tutto va bene e seguiamo i tempi tecnici previsti, in 4 anni abbiamo il nuovo ospedale. Per fortuna saranno lavori che non vanno a impattare con i degenti e soprattutto col personale che lavora, perché questo creerebbe veramente grossi disagi. Saranno lavori laterali dove c'è l'attuale parcheggio che verrà spostato ovviamente da un'altra parte e quindi riusciranno a costruire, faremo un appalto puro, senza bisogno di fare project financing perché abbiamo tutti i soldi grazie alla regione che ci ha dato 30 milioni e i risparmi dell'ospedale di Conegliano negli anni. Sì, perché dei 50 milioni che saranno investiti 30 li metterà la regione, ma 20 sono frutto dei risparmi dell'ex ULS 7. Noi siamo abituati purtroppo come enti locali a vedere che il risparmio non procurava un circolo virtuoso, ma anzi eravamo stati penalizzati dalla spesa storica come comuni e amministrazioni locali. Oggi vediamo invece che la regione ha invertito questa tendenza e viene a premiare con i soldi che erano rimasti da parte dell'ULS 7 aggiungendoci degli altri soldi che arrivano invece dalla regione. E continuiamo a parlare di sanità perché si è tenuto questa mattina di fronte a Villa Carisi, sede della direzione generale dell'ULS della Marca Trevigiana, un presidio dei sindacati di categoria del personale sanitario degli ospedali. La mobilitazione ha avuto lo scopo di sensibilizzare i vertici aziendali sull'eccessivo carico assistenziale determinato dalla saturazione dei ricoveri dei posti letto, mentre resta sostanzialmente invariato il personale impiegato a garantire cure ed assistenza. Consapevole delle difficoltà che quotidianamente vivono i lavoratori, la direzione si è assunta degli impegni. Confidiamo, affermano CGIL, CISL e UIL, che a sua volta anche la Regione del Veneto accolga le istanze che la stessa ULS presenterà, avallando il piano proposto e liberando le indispensabili risorse per attuarlo. Andiamo ora a Venezia, dove è stato siglato oggi il manifesto delle terre d'acqua, coinvolti i comuni trevigiani. Vediamo di cosa si tratta. Marca Terra d'Acqua e 29 comuni trevigiani lo hanno voluto ribadire firmando in regione un manifesto che va nella direzione di marciare compatti per la tutela di un bene prezioso e caratterizzante del territorio, anche in termini di spendibilità turistica. L'azione coesa e coordinata delle istituzioni consente di raggiungere traguardi ambiziosi a beneficio dell'intera comunità, ha detto l'assessore regionale a territorio e cultura.
Attorno a quelli che sono lo sviluppo dei nostri fiumi, delle nostre coste, si sono sviluppate le nostre civiltà e i più profondi valori che si esprimono. Ancora oggi questo tema può essere il viatico per la promozione di territori meravigliosi da scoprire, come quelli della nostra pedemontana trevigiana, che sono rappresentati oggi da tanti amministratori, ma questo è un concetto assolutamente valido per tutto il nostro Veneto. Corazzari ha annunciato che coordinerà un tavolo a cui parteciperanno gli altri assessori regionali competenti nelle materie che il manifesto propone, al fine di passare al più presto a una fase operativa di attuazione delle attività previste nell'intesa, elemento di sostegno anche alla candidatura delle colline del Prosecco a patrimonio dell'umanità. E nel complesso significa avere più attenzione per un valore che è quello dell'acqua, un valore che molte volte è stato trascurato e un valore che ci fa riflettere, ecco, perché non abbiamo mai pensato all'acqua e senza acqua penso che non ci sia vita. Per cui questa è l'occasione di unire le forze e darsi da fare per proteggere anche questa fonte, diciamo, di vita per noi. Per quello che riguarda Sanfior significa mettersi in rete e far parte di un sistema più grande, un sistema che prevede aumentare la ricettività turistica. Questa è un'altra opportunità che tentiamo di percorrere per provare ad andare a presentare un progetto di più ampio respiro e poter cercare contributi a livello europeo, anche ad essere un po' più concorrenziali, un pochino più compatti e sfruttare varie cose che hanno caratterizzato il nostro territorio. Probabilmente è il primo esempio in Italia di manifesto che viene firmato da tanti enti locali e ci permetterà di sensibilizzare la popolazione, le imprese e di raggiungere degli obiettivi di miglioramento dell'ecosistema e soprattutto anche di sviluppo, e questo è estremamente importante, economico e turistico per le nostre terre che già sono bellissime e quindi potranno avere un ulteriore vantaggio. Qualche istante di pubblicità, ora restate con noi subito dopo la festa per gli 89 anni dello sceriffo Giancarlo Gentilini. Domenica. Rieccoci in diretta con il TG di Treviso. Oggi Giancarlo Gentilini compie 89 anni. Mi sento un leone, dice lo sceriffo festeggiando con gli amici. A noi, ciao ragazzi. L'importante è non sentirli e essere sempre sulla trincea, amando la città e i cittadini. E vedi, l'amore che i cittadini mi riservano è una carica vitale. È amore la parola chiave della vitalità di Giancarlo Gentilini, che a 89 anni suonati ha ancora l'energia di un giovanotto. L'amore per la città di Treviso, per la neosposa Maria, per i cittadini che gli dimostrano ancora tanto affetto, sono il segreto dello sceriffo. L'amore, io credo che l'amore sia bello a tutte le età. Io ho dato anche una dimostrazione recentemente. Vedi, e quando sulla città di Treviso c'è questa grande nuvola d'amore, io credo che il futuro di Treviso sia roseo, pieno di fiori. E tra un regalo ed un brindisi con amici, fedelissimi ma anche rivali in politica, lo sceriffo continua a sentirsi, nonostante gli 89 anni splendidamente portati, il leone di Cassugana. Sì, io sono un leone, ho perso un po' il pelo, ma gli artigli ci sono sempre per graffiare e per distruggere coloro che non amano i cittadini della città di Treviso. Grazie ad un emendamento al decreto 1000 proroghe presentato dalla Lega sono stati sbloccati i contributi per le emittenti locali fermi da 3 anni. Sentiamo il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, intervistato dal direttore Luigi Bacialli. Senatore Romeo, in un momento in cui i partiti si contendono la RAI, conforta l'ok della Commissione Affari Costituzionali, che in fondo riconosce il ruolo sempre più determinante delle televisioni locali. Sì, non solo la Commissione, ma è arrivato anche il voto in aula da parte del Senato, quindi questa è un'altra bella notizia. Un'attenzione in particolare alle televisioni locali, al territorio,
ai tanti posti di lavoro che senza questa norma sarebbero stati a rischio. Lei si è detto orgoglioso di aver contribuito con l'emendamento della Lega a sostenere un settore che vanta 5.000 occupati. È una consapevolezza unanime sull'importanza delle televisioni private o c'è chi teme la concorrenza, la loro concorrenza? No, si parla spesso e tanto e volentieri di pluralismo dell'informazione, però poi in concreto si fa poco o nulla per aiutare le televisioni private e locali, che ripeto sono quelle molto vicine al territorio e che naturalmente comprendono anche un numero molto elevato. Lei ha citato 5.000 lavoratori e quindi è proprio per questo motivo che non basta parlare di pluralismo, ma bisogna anche in modo concreto andare a dare delle risorse che per onestà intellettuale erano già state messe a disposizione in precedenza, ma che avevano ovviamente bisogno di questa norma per far sì che venissero sbloccate. Quindi noi ci riteniamo assolutamente soddisfatti, è la strada giusta per andare avanti, quindi non solo occuparsi della RAI, ma occuparsi anche di quelle che sono le realtà locali. È durata poco la tregua al caldo torrido di questi giorni e per il fine settimana ci attendono ancora temperature molto elevate ed afa. 35 gradi la massima oggi a Mogliano e Ponte di Piave, 34,8 a Treviso, 34 a Castelfranco, 33 gradi e mezzo a Vittorio Veneto. È durata poco la tregua al caldo africano e la Marca è destinata a soffrire anche nei prossimi giorni con temperature massime ancora molto elevate di 5 anche 6 gradi superiori alle medie del periodo e così il primo weekend d'agosto da bollino nero sulle strade per le località di vacanza sarà bollente non solo per il traffico ma anche per il meteo. Qualche temporale, anche localmente di forte intensità, sarà possibile in montagna. Prevediamo un po' su tutta la nostra regione, per sabato e per domenica cielo in prevalenza sereno, nelle prime ore del mattino può darsi una velatura per l'umidità e poi un'attività cumuliforme durante il pomeriggio, non dovrebbero esserci altri fenomeni e così anche per l'inizio della prossima settimana, diciamo dopo metà della prossima settimana l'anticiclone dovrebbe cedere in modo più deciso e quindi dovremo avere un peggioramento che poi si concretizzerà probabilmente in qualche temporale verso la prossima, quest'altra fine settimana. I Los Massadores festeggiano domani 10 anni della band con una grande festa a Villa Emo. Il ricavato andrà in beneficenza. Io dico sempre, prima di iniziare, fai bene amore che è più importante di mangiare. Se tu fa bene amore, tua moglie cucina bene. Se no fa tanto amore, tuo marito ristorante. Fai bene amore, ascolta Massadores. I Nocili del Rock festeggiano i 10 anni. Los Massadores, la band trevigiana che canta in dialetto ed ha collezionato centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube, si prepara alla grande festa di sabato sera a Villa Emo a Vedelago, dalle prime cover vestiti da pagliacci nel bar del paese alla notorietà con il brano Ioani, scritto per raccogliere fondi dopo la devastante tromba d'aria di Vallà. Ma Ioani, cori scritto vieni qua, nel caramaltar tutti fruttari, e paria il demonio, sacramento, vada quanti, maiani. Famosi ma ben radicati sul territorio, tanto che uno dei componenti della band, Matteo Guidolin, nel 2014 è diventato sindaco di Riese Pio X, coniugando l'attività amministrativa con quella musicale. Non è facile coniugare le due cose, ma ci proviamo, insomma. Comunque noi festeggeremo questi 10 anni di tristezza per la musica italiana, perché il nostro evento ha portato solo scarsezza di qualità alla musica italiana, ma scherzi a parte, cercheremo di ripercorrere la nostra carriera in una serata speciale con un sacco di ospiti, in un contesto che è incredibile, che è quello di Villa Emo, che è un patrimonio dell'umanità come noi, scherzo. E sarà speriamo sia una serata molto divertente per chi sarà presente. E ora che facciamo anche un biscotto, che sempre da contarmi di a Cecilia, del Sorea, di a Fertilla, del Pio de Sonevoda, del Comare, del Ginetta, che l'è andato caffè anche che sposa a così, cazzo suocero.
Ed ora il gesto romantico di un 47enne che ha voluto portare a casa sua e della fidanzata il simbolo del loro amore, una panchina pubblica. Capisco che un anello, un diamante o quello che può essere sicuramente una cosa gratuita, ma non è unica come quella panchina. Tanto unica quella vecchia panchina di Piazza Aldomoro a Carità da chiedere al comune di Villorba di potersela portare a casa sostituendola a proprie spese con una nuova. L'insolita richiesta questa primavera da parte di un impiegato di 47 anni di Marcon nel veneziano Romano De Marchi, che aveva conosciuto via chat una donna di Spresiano, la sua attuale compagna Cornelia, incontrandola proprio in quella piazza. Ci siamo trovati davanti alle poste, abbiamo fatto 2 passi e alla sera ci siamo seduti su questa panchina e siamo stati lì tutta la sera. E così, parlando, insomma, le cose sono andate per il verso giusto, ci siamo piaciuti e abbiamo continuato a frequentarci e poi da lì è nato tutto, insomma. I due ora vivono insieme e Romano ha chiesto al comune quella panchina, ricevendo dal sindaco Marco Serena una risposta entusiastica. La sua testimonianza è un dono per tutta la comunità, un inno al romanticismo, ha scritto il sindaco, e così in cambio di una panchina nuova i due innamorati hanno portato a casa la vecchia che ora risistemeranno. A me non mi interessava molto la panchina in sé, che fosse diroccata, che fosse nuova, che fosse, mi interessava averla come segno, diciamo, di quel momento. E la sistemo un pochino e poi la metto in giardino, insomma. Inutile dire che anche per il comune è stato un affare, ha accontentato la coppia guadagnandoci un pezzo di arredo urbano nuovo di zecca. Se lo facessero con tutte le panchine del comune di Villorba sarebbe una benedizione, ma comunque accettiamo volentieri anche questo unico evento, diciamo. Da parte mia e dell'amministrazione i migliori auguri a questi due signori, senza ridicolizzare niente, ci mancherebbe. L'amore è sempre amore, non importa l'età, non importa il colore della pelle, importa amare. Ed era questo l'ultimo servizio, come sempre vi lascio alle previsioni del tempo per domani, arrivederci. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero. Ben ritrovati al meteo. Alta pressione, dunque bel tempo, ma con qualche temporale sul Triveneto. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato, sarà dunque una splendida giornata all'insegna del sole un po' su tutti i settori. Al pomeriggio, tuttavia, si accenderà l'instabilità sulle Alpi con qualche temporale localmente fin verso le pianure. Temperature minime tra 20 e 24 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 31 e 35 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, situazione molto simile con qualche pioggia al pomeriggio sui rilievi alpini. Ampio soleggiamento invece altrove, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Temperature minime tra 21 e 23 gradi, valori massimi piuttosto caldi, compresi tra 33 e 36 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, con tanto sole al mattino e con accesa instabilità dal pomeriggio, con temporali piuttosto frequenti, possibili un po' su tutta la nostra regione, localmente anche di moderata intensità. Temperature minime intorno ai 21 gradi, valori massimi compresi invece tra 33 e 36 gradi circa. È tutto. Un saluto dal meteo di Antenna 3. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero.